Alito in piscina in Villa Napoli, Criendo! Signori, siamo giunti qui in un nuovissimo video dalla villa, l'ennesimo in piscina perché fa caldo. Oggi faremo un mundialito, come avete letto dal titolo della miniatura, in piscina, ma con delle regole un po' particolari, signori. Cosa faremo? Come vedete qui ci sono 3 porte, una grandissima, l'altra media, l'altra piccolissima invece. Nei primi 2 turni verranno eliminate 2 persone e si dovrà segnare nella porta grande con un portiere all'interno, già qualificato ai turni successivi. E così dicendo, quindi dobbiamo segnare la porta grande, media, piccola e nulla. Lincoln Barrows! Un applauso a Lincoln. Ecco il nostro portiere d'eccezione, presentati. Davide, signori. No. Ah, anche il Borussia Schal. Il diretto concorrente di Bayer Fuse. Occhio, vai a porta. Andrea insinisce. E resta lì per tutta la vita. Putta, Enzo. Occhio. Sì, No! Vabbè. Sì, Simo. Vabbè. Anche con le mani. Ovviamente, chi deve segnare? Il primo, Simone ovviamente. Cristo. Ma quanti sono? Simone Sono venuto in villa a vincere tutti i video, Chi è? Cioè, tu mi dici come fai a essere nervoso una persona che... Bravo, dici. No, raga, non ci credo. Occhio! Facciamo un po' di content, dai! Vediamo qui Fuse Gamer con la mossa della foca affogata. Ancora lui, contro tutti. Ricordiamo che è un tutti contro tutti, la piscina si tocca e non si tocca. Fuse in mezzo a 2! Attenzione! Comunque è più una sorta di Royal Rumble che mondialito il pallone! Ma che portiere è? Pensiamo di aver acquistato il miglior portiere del web, invece. Come consiglia mio cugino, ping a 400 per il portiere che adesso è pronto a battere. Vai Davide, quando vuoi. Vediamo la capacità di Mister Sparta Praga che... Non puoi! Serve! A cosa ti serve, Anto? Devo vincere! Perché? Ho fatto pipì! Mi ricordava un po' diversa la Villa Lizzi. Era confusionale. No, Simo, l'acqua qui! Ragazzi, chiediamo scusa per le ma attenzione Mirko! Bravo, Lincoln! Grande parata, raga. Dobbiamo migliorare un attimo sulle ribattute, portiere. Davide la porta su Sciale che combatte Super Allan! La parata al gol! Il gol! Dice no! Dice di no il portiere! Torna in campo! Torna in campo! Torna in campo! Non è gol! Vai a casa, super. Super uomo! Eccola! Grande parata! Fuse Gamer, di cattiveria. Grande finta. Se ne va su Enzo Sciale Boom Boom. Fuse Gamer! Il padrone di casa! Colui che questa piscina l'ha vista in tutti i modi! Per Ernesto Lama! Per Ernesto Lama! Sciale Boom Boom che con le mani calcia meglio dei piedi! Ultimo qualificato. Inciampa in acqua, Mirko! La tecnica di nuoto di Giovanni. Andiamo Giovanni! Il Divin Bisone! Vai Giovanni! Il Divin Bisone ancora! Il Divin Bisone! Signori, primi 2 eliminati. Sì, ciò Lincoln ha fatto C'è anche io. Non ho voluto vincere. Vabbè, perché me ne vado da miei figli. Ma chi le sta guardando? Primo staccato. Prossimo turno! Altri 2 eliminati! La porta è grande! Jack Barrow è in porta e via! Chi è Jack Sparrow? Lincoln Barrow. Ovviamente. Guarda là. Dice che è nervoso. Assurdo. Ora invece vince la mondialito. Simo è guerra. Tipo, questo è appena arrivato. Ragazzi, voglio vincere tutti i video, voglio vincere quest'anno. Come è arrivato? È la tua villa, Simo. La mia villa. Daniele? Palla contesa, palla alla difesa. Ah, non era così. Oh, Fuse, no! Sciale, Antò!
boom! Chalet boom boom! Il tiro, anzi no! Rovesciata, anzi no! Contesa, anzi sì! Commento tecnico! Attenzione alle gomitate! Tira! Ma tira a me, vieni qua. Ma questa non è palla trattenuta. No, no! Non ti lascio. Presa! Tira! Palo! 3 ore per tirare, Palo. Cristiano! Ma non è... Mamma mia, sta manca che mamma mia. Dai Davide, dai! Grande parata! Porca miseria. Chalet boom boom! Qualificato! Ho parata là. Gol questo, mi spiace. Gol. Altri due posti, raccomando. L'Omar Ramum della Villa Napoli Creators. Boom, ma che pacca racchiappato. Vai Daniele. Daniele! Che bene. E se ne va. Allora ragazzi, per come stanno le cose, uno tra Cristian Massimino, Fuse Gamer e Super Allan, anzi no, due Vanno a casa. andranno a casa. Due vanno a casa. E guarda caso, il proprietario del canale non viene nominato. È l'anno di Super Waller. Vai, buona partita, io. No. Aspetta, come? Ma già stiamo qua. Sì. Ma non stiamo qua, ancora già ricevuto. Mi vale, aspetta vado al bar. Ma ragazzi. Ma cos'è questa cosa? Non vale. Godo! Ma non sto guarda, sta pianta là. E vai. E vai. Non si perde tempo, è gol! Vai io. Vale. Signori, nuovo turno. Come vedete le porte sono cambiate. In realtà il primo qualificato già c'è stato, Sciale, ma non si è capito niente. Vabbè, ruba. Niente, vai, vediamo chi si qualifica. No, siamo che Simone Cristo. Niente, gioca. Allora, ecco la telecronaca. Anto! Sì, lì. Esulta. E quindi sono 3 che rimangono e un qualificabile. Simone Crispo. Tira i piedi! Allora Crispo contro Super Allan che si è palestrato in questi mesi. Però vediamo Crispo che non so, vuole bere l'acqua. Poi Super Allan i pugni. Davide, a chi lo dedichi? A chi? Ok, a San Gennaro, bravo. Prendilo! Vale. Bravo Davide. Non buttarla troppo avanti, Davide. Buttala piano. Bravo. Ok Davide. Ricordiamo un qualificabile per arrivare poi alla Final Four Vai Daniele, non là! di questa Continental League. Ancora Davide! Ancora. Vabbè, ha capito il gioco Giovanni. Super Waller col tiro. Una volta, sto facendo passaggi e passaggi. Davide, tira vicino, Davide. Non troppo lontano, non veniamo più. Davide, ma che cazzo? Ma mi stai a sentire no Lincoln? Davide centrale. Ma di bolla di risumbe sempre più lontana. Vuole un altro polmone per questi 3 ragazzi dopo questo triangolare praticamente. Crispo con la mano alzata. Crispo con la sua folta chioma. Crispo a tu per tu. Crispo non può sbagliare. Ancora Crispo. Simone Crispo qualificato alla Final Four. Fasi finali, siamo 4, 2 eliminati e vinca il migliore. I primi 2 che segnano vanno in finale in quella porticina piccolina. Giovanna, di qualcosa. Qualcosa. Signori, ci siete? Ve la tirerò molto vicino. Occhio! Vai. Era Simone! Avanti. Dice che la sua villa. Vediamo se farà il sombrero a Lincoln. Guarda Lincoln! Si attacca come una medusa! Occhio a Lincoln! Gli tira il costume, tutto valido! WWE. Rispo. Godo! Godi già. Sì, è perché non può vincere sempre lui, occhio! A Chalet boom boom! Non vale. Che prende la porta sbagliata! Allora la palla rinviata! Altro spigolo! È il gol di Simone! È in finale. Che culo! È il bomber col solito costume dal 2017.
È sempre lo stesso, Andrea. Sì, sempre. Cambiano le ville, cambiano i componenti, ma i costumi non cambiano. Un posto per raggiungere Simone Crispo. Attaccalo! Davide è il più temuto di questo gioco. Un mastino napoletano, un cane randagio. Cerca di strappargli i capelli, non ci riesce. Ecco qui ancora Shale Boom Boom. C'è davanti lo specchio della porta, la finta su Antonio. C'è ancora Antonio, anni di esperienze per questo. Sbattuto contro lo spigolo e rinviene ancora lui. Davide, non molla questo cane. Vince tutte le sfide, la maratona, Ora qui il rinvio di Daniele, lanza il tiro di Enzo Shale Boom, preciso, perfetto. Sta zitto! Davide, sei fuori, Davide. Cosa ti senti di dichiarare, Davide? Ma il portiere ce la dà sempre a Sciale! Finalissima, eccoli qui i due contendenti. C'è Shale Boom, Simone Crispo, che arriva prima a 3 gol nella porticina, si porta a casa questo mondialito. Bene. 3, 2, 1, il rinvio di Daniele lanza. Lontano per Simone Crispo. Oh, guarda cosa fa Shal. Vieni! Shale da buon difensore, difende la porticina. Si guarda alle spalle, c'è Simone che col pallonetto! Godo, Gli fa il primo, 1-0. godo Shale. Oh, qui tutto regolare, non ci sono regole. Altro pallonetto, Vale. traversa la porta, resta lì. E quindi ancora non è gol. E ora sì. Vale tutto. 2-0. La porta si smonta, va bene! 2-0 per il Bomber. Il telecronista suo. Devi avvicinare. Simone è a un passo dalla gloria. E in questo momento Vaffanculo, sei scorretto! E Guarda- antisportivo, come tuo cugino! Quest'anno sono qui per vincere tutto. Chi vince festeggia, chi perde spiega com'era. Sì, dai. Ok. Siamo video chiuso, dai. Simo, sei appena arrivato, già hai cominciato il primo video. È normale, giù hai un certo così sta. E quindi signori finisce qui questo mondialito con questa particolarità delle porte in acqua. Spero vi siate divertiti. Se volete altri video dalla villa con tutti quanti, lasciate un mi piace, un commento, seguiteci tutti e come diciamo sempre, e guaiu! Ciao Davide, di qualcosa.